predatore dell'universo. Te stai predando. Così. Gioco a casa, tempo Kakashi. Lascia. Tu che c'ho l'autobus, ok. Ah, con le jeans. Ah, ecco Electro qua dove avevano acceso faro. Fare là sopra. Sopra la police station. Dai. Ci fa qualcosa, c'è qualcosa. Cazzo. Non devo troppo sensibile questo mosso, perché? Oh, sangue. Buono che ti involve. Non devo proseguire. C'è il mouse troppo sensibile, se è successo qualcosa. Poi sistema. Questo è buono. Ciao Davide. Devi scalare la qualità, sicuramente è quello. Perché sto trasmettendo a 1080p. Tu puoi scalare la qualità se vuoi, lo puoi mettere a 720. Perché lo sto seguendo anch'io qua dal cellulare, a me non si blocca. Giusto per avere la conferma, ecco. Anzi, apro la finestra un attimo. Sì, perché prima mettevo solo 720p. E ovviamente è più facile da... ci vuole una connessione più bassa, diciamo, ok. Adesso ho messo pure Full HD, però poi potete scalarla la qualità comunque se vi dà problemi con la connessione. Dove c'è sono invece? Vieni. Fermarti, devo capire dove cavolo mi trovo. Oh, 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 oh. Merda, mi hanno preso. Minchia, devo capire dove cavolo mi trovo. Boom, boom, boom. E dobbiamo ricominciare praticamente da zero. Non che avessimo chissà che cosa, ma perché minchiata ce l'avevamo, porca puttana. Ma vaffanculo. Non so se erano cecchini o qualcuno che era uno spotter, mi sembrava dal rumore, quindi non chissà quale grande fucile, ecco. Che minchia siamo? Già niente, hanno lasciato cose scioppare. Pollo. Tu cazzo che fai con il casco? Ma che devo fare col casco, porco dio.
Io avevo sloggato lì perché la zona già lo sapevo che era calda. Lì la sera avevano messo un faro sulla police station che illuminava un palazzo. Ed era tipo Nesca perché tu di notte vedi la luce accesa, l'elettricità. Dici, minchia, l'elettricità qua c'è, come hanno fatto? Boom! Infatti hanno sparato tutta la notte. C'è un pollo. Meglio manco come scannarlo. Tonno in scatola, buono, buono, bello, 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 bello. Uccidiamo la camera, allora ti mangi un po' di tonno. Devo dare la finestra. Uccidi un po' di tonno. La sostanza. Ok. E ti mangio magari una bella frutta. O tonno, da pulizia a occa. Salvatori, non lo so che cazzo sono. Ho fatto stare e mi hanno ammazzato sto bastardi. Ok, diciamo che è cibo. Per 10 minuti mi sono messo a posto. Bella giornata. Oh, dov'è? Ecco, vabbè, a pugna. Manco me lo ammazzo a pugna peraltro. No, non ce la fa a ammazzare a pugna. Ma poi non lo posso nemmeno scannare, quindi. Non mai a mangiare un mozzacuno. Zucchine! Oh, bello, zucchini, zucchini, bellissimo. Qualcuno si è passato tempo a coltivare. Buono, 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 bravi, bravi, bravi. Ok. Allora, devo fare assolutamente una cosa perché mi sta facendo impazzire sta cosa. Eh, sta merda di porta. Ok. No, la sensibilità del mouse, è cambiato qualcosa. Avevo questo. E infatti, 1200, così mi do 1200. 4 e 2. Allora è giusto, 1200. Perché mi pare strano? Non lo capisco. Non lo so. Beh, no, me lo devo rallentare un altro po'. Troppo. Andiamo così com'è. Meglio, meglio. Ogni volta che muovo la testa muovo troppo veloce, non capisco un cazzo manco io. Un sacco di uda, che cazzo è fa cosa che io devo mettere la testa io. Questi di uno sacchiotto che non ha un cazzo dentro. Ma non abbiamo problemi di cibo, e questo è buono comunque. Zucchino sia da me. È tempo. Mangio di sta zucchina sia da me. Beh, lo scopo del gioco a parte sopravvivere è quello. Cioè, lo scopo del gioco è sopravvivere. Poi le cose che ti succedono nel frattempo che ti cerchi di sopravvivere sono, diciamo, la variante di tutto. La gente che incontri, la gente con cui parli, la gente che ti ammazza, la gente che ammazzi. E le storie che succedono nel frattempo. Non so se tu ieri sera c'eri, no, forse non eri in streaming. Ieri ho conosciuto un greco qua su sta strada peraltro, abbiamo fatto la strada assieme fino a Electra, abbiamo parlato un casino per strada in inglese, vabbè. Ha acceso il fuoco, poi la notte aveva da cucinare, ha cucinato, insomma, ho salvato fuori la vita praticamente. Cioè, il personaggio che mi è morto poco fa era quello. Il personaggio che mi è morto poco fa è il personaggio che mi era rimasto, diciamo, da ieri sera. Forse ci ho giocato un po' pure stamattina, non mi ricordo. Ah, quando si è bloccato, ok. Manco i zombie ci sono capposciati.
Cazzo siamo? Altre case qui? Sì, cazzo. E manco zombie, ci sono, ecco gli zombie. Ma non andava che non c'erano i zombie. Beh. Oh, ma che cazzo c'è in mano ancora? I pantaloni. Andando ammazziamo a chi sto per capire che non mi ruami i pantaloni. Muore, questo pezzo di merda, muore ancora. Ok, questi pantaloni di merda. Tonno, buono. Case, case. Attenzione. Zaino scolastico, buono, buono, buono da disdegnare. A tempo, però è buono magari. Dobbiamo trovare un'ascia, assolutamente. Stamattina avevo trovato un fuoco spento, sì. Che? Correte dove la mare, ne che minchia fa correte dove la mare? Adesso. Merda! Cazzo, quanti ce ne sono? Visto? Prima l'ho visto. Vabbè. Una volta la facevo. Cazzo è mano, ok. Ci sto schifo. Cazzo è rimasta incastrata sta stanza, non posso manco buttare così. Ma vaffanculo. Uno come zaino, cioè. Bene, vai. Zombie! Reagiscono al microfono. Vieni, 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 vieni. Ok. Reagiscono al microfono, quindi li puoi attirare da lontano con la voce. Che quando sente le canzoni militari dobbiamo andare, siamo ben lontani ancora. Che cavolo è? Cioè, a fine di su, minchia. Sì, va bene, va questo. Carne umana? Qualcuno aveva buttato lo zaino con la carne umana dentro? Quando la teniamo, non si sa mai. E questo... No. Porca puttana. Allora, lo devi indossare, porca Eva. Perché siamo pure a rischio che viene una bella pistolettata. Ma c'è il casco pure. Ok. Sì, tutta la stessa banda se vestivano. Tutto lo stesso negozio. È un altro là. Sì. Cerca una cosa chimica. Sì. Com'è? Danneggiati. C'è che non c'era sulla lamiera. Ci sono morti qua, senti i moschi. Zombie! Ehi! Caccio è un morto. Caccio sai è un morto. Questi sono suicidati tutti, sicuro. Questi sono suicidati tutti al primo colpo. È la stessa persona infatti. Oh che cazzo è? Uno zombie, vaffanculo. Cazzo sono qua questi pezzi di merda? Mi sono fatto ammazzare che zombie questi sicuro. Questi sono fatto ammazzare che zombie. Respawnare, buono. Zaino rosso questa via. E cazzo non me lo scambio tutte le sante volte. Per forza mi mettere questo. Lo mettere qui e per fare così. E vabbè. Come sta Zaino? Sta fedendo. Molto danneggiato. Questo invece. Gioca peggio. Molto danneggiato magari, quindi. No,
Ancora no, armi, come ci porta? Ancora no, ho ricominciato da capo, guarda, ho detto, qua siamo. Che bellissimo. Armi ancora come ci porta. Non dobbiamo trovare un'ascia, che è fondamentale comunque per scaldare, fare la legna, scaldarci, scannare la mare, non so, praticamente per fare un macello di cose. Qua c'è una fontana, c'è un altro zombie. Visto però. Ora se. Non vivo. Devo casa a gamba. Vai, cacca. Che puttana. Queste case sembrano non lottate, cioè che ci potremmo trovare qualcosa. Dai, raga, va. Giacca della tuta, buona. E che zombie. No, raga, no. Poppa la minchia. Okay. Okay, well, thank you. Okay. Bye-bye. Grazie Davide. Facciamo una coppa, va bene a cago perché ci può dirci. È sempre giacca. Questo è bird però. Guarda. Che da bird invece ci stai. Che dici? Già è buono che abbiamo cibo, non abbiamo pigliato malattie e ci siamo vestiti un attimo. È molto buono questo. Qua ci hanno passati. Sono scordati solo alcune case. Bomber. Buono, andando piglio. Bomber, ma sto facendo? Desolato. Già te sto vedendo. Quando vedo le tute invece sono belle, al suo completo. Ah, ma c'è l'hai quando vedo la tuta intera, scusa. Cazzo di pantalone della tuta su questo qua, però vediamo la voce. Questo è più bello, compare. C'è sei. Auto ancora più difficile impare. Sono sui vanilla, sono sui server standard ufficiali, non sui community boostati. L'auto se la trovi, qua la trovi danneggiata, la devi riparare pezzo per pezzo. Cioè pezzo per pezzo. Devi riparare quello che gli manca. Ci può mancare la batteria, ci può mancare la cannella, ci può mancare una ruota, c'è fuori lo scoppio, c'è mettere l'acqua dentro il radiatore, ci può essere un radiatore rotto. C'è a cangiare, visto che prima ho trovato tipo un radiatore dentro. Wow, scusa, dentro. Cosa cazzo era? Dentro un garagino, là. Non c'ha la voglia. Già che per me non riempire l'idratazione, ma ci mette assai. Dai, penso che è tranquillo ora come ora, o se c'è qualcuno trovo dei frescioni come me, no? Non un cazzo, tipo. Eh, sì, ci metto un sacco a riempire l'idratazione. Era la bottiglietta qua in basso a sinistra, in basso a destra.
Perché non credo sia solo una questione di sete, ma proprio di idratazione proprio. Sì, ci mette eccessivamente assai però. Apposta, però all'inizio parti scarico con la bottiglia quasi a metà, Però quando tu riesci a riempire l'ultimo quarto della mela o della bottiglia, minchia, allora lì diventi anche più forte a livello di sistema immunitario, di prendere malattie e robe così. Avanti, dai, una troppa sorsata è buona. Vediamo che basta, basta, ti senti lo stomaco. Sguazza di tutto, raga. Stanno a questo sacco di aiuto per fare i rapimenti. Amici da laboratorio? Cicotte? Oh, ma preferisco la tuta. La palletta sa larga, non me ne fotte niente, mi tegna acqua poi. Scassata. Non chiedo pisciaste. Questi ne sono. Sono cose. Vado magari. Cosa faccio? Okay. Okay, well, thank you. Okay. Bye-bye. Ciao Marco, minchia mi cagai in guardo che cacco fa la Valert, porca puttana. Oh, piante di zucchino, guardiamo qualcosa di zucchino. Prendi, prendi, questa mangiatiglia. Un pochino murato. Come Marco? Tutto a posto? Azione non lo so, non te lo so dire perché può essere un gioco d'azione, ma non è un gioco d'azione immediato. Quando andiamo a pensare a sopravvivere, beh. Ancora non ho armi, sono spawnato da poco, non ho tantissime cose. Anzi che devo mangiare. Anzi che devo mangiare. È salato da New York. Sta per sai che da New York. Questa sera. Ci va. Cosa che con New York è bello, vedi da New York. Anche per lo rosso. Come buon anno, tutto a posto? Come conti? Ma stato qua a Siracusa sei stato e sei tornato in Giamaica? Può essere, me l'ha detto mia sorella, mi sa. Oh, una mela buona, buona, una polizia auca. Ci siamo stati, niente. Abbiamo un dorsatone e proseguiamo. Un po' mi sa che buio ancora non lo so, però sarà pomeriggio credo. Sì, so che in The Last of Us diciamo c'è la trama, no? Segui la trama. Qua trama non ce n'è. Questo è un massivo multiplayer su una mappa di 250 km quadrati, circa 60 giocatori. Ed è tutto simulato, diciamo, no? Devi mangiare, devi bere, ci sono le malattie, ci sono le dovute medicine, le dovute cure per ogni malattia, ti si spezzano le ossa, se c'è bisogno di fare la trasfusione di sangue, di fare la febbrisalina, che ne so, con le armi, per dire no, se c'è un'arma con caricatore, nei videogiochi classici la GTA scacciano il bottone e ricarichi l'arma, no? Qua invece devi prendere l'arma, per dire, fai finta che la zucchina è un'arma, da mettere in le mani, poi qua sotto c'è tutti i plugin, l'arma, no? Il caricatore, il mirino, togli il caricatore, metti il fucile a terra, facciamo finta che questo è il caricatore, questo è il caricatore vuoto, ti vai a cercare i proiettili giusti, qua nell'inventario, ti metti con le caricature, te li metti in mano così, no? Com'è che lui adesso sta mangiando? Però fai finta come se lui stesse pigliando e caricando il caricatore, mettendo i colpi dentro, no? Dopodiché
piglio fucile, dove mettere le mani, insieme al caricatore, fai combina, pappam, carichi, metti il coppo in canna, se non spara, e tu sai che non spara se non gioco il panganna. E poi dopo puoi sparare. Su GTA o su qualsiasi altro videogioco comunque scacciano i bottoni e tutto questo è fatto. Perché è un simulatore comunque. Non è un videogioco in senso stretto, se vogliamo dire così. Sì, io sono stato in giro, sono tornato un mese qui, buono, pare. Sì, sì, ci sono gli zombie, ne ho ammazzato uno poco fa. Però è un gioco anche di interazione sociale, no? Se becchi la gente, più che The Last of Us ti direi della The Walking Dead, no? Devi sempre, per esempio adesso potrei beccare un giocatore per dire no. Ieri ne ho beccato uno, di notte, ma tipo, che era notte proprio nel gioco, diciamo, no? Ho beccato sto ragazzo greco che vive in Germania perché ti puoi parlare qua attraverso il microfono. E, e non è che abbiamo litigato, abbiamo cercato di ammazzarci con l'altro, anzi io ero in difficoltà che non avevo cibo, ero fresco, io lui aveva qualcosa, insomma abbiamo deciso di fare questa strada proprio che vedi adesso assieme, no? Di notte, bello, qui abbiamo la lampadina. E nel frattempo abbiamo parlato un casino, tipo in inglese ovviamente, no? Abbiamo parlato un casino di tante cose, che politica, che di vita in Germania, di vita in Sicilia, di vita a Grecia, no? E poi ci siamo fermati, a un certo punto che ho acceso un fuoco, ho cucinato il pollo, abbiamo mangiato, nel frattempo si sono avvicinate altre persone. E come può essere che becchi quello bastardo, becchi disperato e magari all'inizio ti parla e appena giri le spalle ti trovi un proiettile in testa e magari tu non hai cibo addosso, ti scanna, se hai un'accetta ti scanna, ti fa piezze e ti si mangia a uso cannibale, va. E poi anche quello ha delle conseguenze, perché prendi le malattie, puoi prendere il virus al cervello, e a un certo punto il personaggio tu vedi che comincia a girarsi col collo per i fatti suoi, per dire no, e a ridere come un pazzo, perché gli prende la pazzia proprio. Oppure, che ne so, c'è il colera, c'è la salmonellosi, c'è la febbre, c'è il raffreddore, ci sono gli antibiotici, c'è la codeina, e insomma potrei continuare ancora. Quello è solo un aspetto peraltro, quello delle malattie. Se c'è la macana è la stessa cosa, la macana se la trovi la troverai sicuramente tutta scassata. C'è il radiatore si deve riempire con l'acqua, c'è a mettere l'olio del tuo motore, c'è a mettere la benzina, c'è la batteria, c'è la cannella. Sì, può essere il più bel videogioco del mondo, il più grande rompimento di coglioni del mondo. Dipende, zona industriale, impara, qua posso giocare cose belle, minchia zombie. Qua posso giocare cose belle. Li puoi tirare col microfono, li puoi tirare. Vai. No, io la zucchina non andiamo a 5 con la zucchina, andiamo a mangiare la zucchina, va bene. Torno umana, torna con una bella zucchina. Guarda, la zucchina si è scassata. No, qua la zucchina, non ne va niente però. Ma finisce di là la zucchina che ti fa sostanza. Insomma, stare sempre attento da guardare, poi la mappa è enorme. Io in 7 anni che ci gioco non l'ho ancora vista tutta. Altro zombie lì. Qui, qua è pieno. Se me li faccio uno a uno, ancora ce la posso fare. Ma se li attiro tutti in una volta, se ne andava a merda, quindi proviamone qua. Poi ti puoi fare il rifugio, ti puoi fare la base. Armi una potenza, perché il gioco è derivato da un simulatore militare in realtà, che si chiama Arma. E quindi la balistica dei proiettili, così come le armi, tutti gli innesti, un soppressore, caricatore. C'ho montato tutto questo tu, a batteria andomerino. Molto bello anche per quanto riguarda le armi, il PvP. Martellazzo, dai, almeno gli piglio più martello ragazzi di zombie. Ah, zucchina è rotten, praticamente, ettera. Cazzo, te ne ho giocato uno, ok. Che cazzo ti stavo dicendo? Ah, le armi è una potenza, vai. Ora perché non ho niente, dovrei andare in qualche police station, in qualche militare in zona area, no? Più è diciamo militare la zona, più trovi armi d'elite, più però cominci a trovare giocatori aggressivi che ti ammazzano anche solo per toglierti l'equipaggiamento. Lì I'm friendly, please help me e tutte queste minchiate qua non funzionano, anche perché comunque se sei arrivato fino a che ne so all'aeroporto militare, che è la zona più grande a livello di route militare, vuol dire insomma cosa sai fare e qualcosa addosso ce l'hai, non ci arrivi con un martello in mano, ecco. Qua ancora siamo proprio all'inizio della mia storia di sopravvissuto. Ma penso che riusciamo a trarre una volta. Zombie!
Yo! Ok, mi ha triggerato. No, minchia, l'altro forse triggera pure però, raga. Ho uno alla volta che so assai. Cazzo. Minchia, spari. Lontanissimo, ma spari. Yo! Yeah! Vai, vai, vai. Ah, boh, stai calmo. Io non ho rutta. Rutta perché si è fuso col terreno, sto coglione. Da! È piena la zona. Piena. Ma è pienissimo proprio. Vicino, vicino. Lo piglio da qua, sì. Buono, buono se riesco ad ammazzarli da qua. Oh, cosa arancione. Un po' di isolamento termico almeno. Cavallino! Oh. No, cavolo, mazza di 9 kg è bella. Un corpo una patella. Allora, se te li gestisci così, ok. Appena già ti fai circondare da 2 o da 3, poi cominci a sanguinare, perdi sangue e tutte queste robe qua, si andà a merda. Veramente. Comincia a fare buio, mi sa. Sto zaino abbia toccante così mi piace proprio. Va rilassata. C'erano spari comunque. Lontani, ma c'erano. I zombie. La luce è bella, che sta proprio ci vuole la batteria. Va bene, andiamo pigliato. Andiamo trovato. Non proviamo che range, mangiamo una zucchina. Cazzo è? Qua dentro? Basta, sì. Cazzo. Sta carne umana è questa cosa che pare un pollo. L'ho trovata dentro uno zaino. Allora, mangio da pica stavolta, che sennò poi diventa, se no va a mare o pico. Vai. Dove ti consiglierei di fare una base da console, dove ti senti al sicuro e dove sia difficile trovarti. Quindi ti direi in una parte di foresta, però devi trovare all'interno della foresta, devi trovare una parte piana, perché sennò non ti fa agganciare i pari, non ti fa agganciare un cazzo. Oppure se ti vuoi fare una base in una città con poco lavoro, peraltro, oddio, poco lavoro, un po' di lavoro c'è perché ti devi portare i tronchi fino al quarto piano. Nelle città, i palazzoni quelli a 4-5 piani dove non va nessuno, perché se hai giocato almeno un minimo di DayZ lo sai che in quei palazzoni non c'è un cazzo, c'è solo da salire, guardare le stanze, non trovi mai niente, non trovi. Ti chiudi il quarto piano in un palazzone magari esterno, un po' in periferia di una città e sei sicuro che non ci entrerà mai nessuno, e se ci entra qualcuno sarà qualcuno inesperto, quindi non riuscirà a raidare, non avrai materiale per poterti spaccare la base. Poi dipende, magari sai, si arriva in una zona, si arriva e ci si comincia a sentire confidenti, no? Perché si conoscono le strade, cammini senza mappa, diciamo, per all'interno di una porzione di mappa, cammini senza guardare la mappa. Parti zombie. E insomma, appena prendi confidenza con un posto, poi ti senti pure al sicuro in quel posto. A me piace molto nelle foreste, però è difficile poi agganciare, se non becchi il punto buono, agganciare i pari. E comunque ti devi trovare una tenda per stare in foresta, perché senza tenda dove cazzo vai poi? Non so, ti devi costruire proprio una base, perché potresti prendere la tenda e poi fare il recinto, no? Col gate. Quello pure. No, non c'era un cazzo, noi non abbiamo ancora trovato un'ascia, quindi se fa notte e comincia a fare freddo, vediamo un culo. Scritto proprio a questo, che c'è da. Qua ci sono dei chioschetti, vediamo che c'è dentro. No, abbiamo girato dietro agli zombie. Oh, qua ce n'è uno.
sangue. No, c'è qualcosa. Ma bottiglia d'acqua. Ma la devo svuotare l'acqua perché l'acqua può essere infetta. Se non ricordo male, sugli ufficiali c'è un 50-50 di possibilità che l'acqua sia infetta, quindi meglio svuotare. Caricatore della... no. Ah, un caricatore della Dico, così. La marmellata di fragola è buona. Poi ho un capannone tutto intero, so, giacca da completo donna. Donna. Giacca della tuta 20. Completo donna 30. A me è un sacco di aiuta, ma che cazzo dici? Una cazzo ha visto. Completo. No. C'è. Che martello, buono. Più un cazzo, no? Vediamo qua dentro la stazione. Pensiamo a questo. Già due sono, porca. Vabbè, ce la facciamo, io che... Ok, dai. Ne sento un altro. Dove cazzo sta merda? Bastardo. Vedi. Cazzi, cessi, merda. Ah, zucchina marcia, che schifo. Lo dico tu la zucchina marcia. Ma tu non c'è zucchina da potresti mangiare, però. Ah, mi sta calando. La marmellata è bella nutriente in effetti. Anzi, sai che ti dico, ora manca food, dopo la zucchina a marmellata. Dopo la zucchina che fa la marmellata. Mangiamo questa marmellata di fragola, che ne frega. Vai, via. Che mano. Sto gesso. Devo dare un'occhiata alla mappa, ora appena capisco un preciso. Sono a sud, però non so a che altezza, ecco. Una città che ci becchiamo davanti, apro la mappa un attimo. La mappa qua è cartacea, per esempio, Marco. Già la mappa alla GTA sempre, un GPS, diciamo, no? Che ti dice dove sei, dove non sei. C'hai una mappa sul cellulare, se non la trovi qua in gioco, quella, diciamo, cartacea, ok? C'hai una mappa sul cellulare, topografica e satellitare, con vari livelli di zoom, fatta bene, eh? Ma ti devi orientare come, diciamo, nel mondo reale, va? Perché è ambientato nel 1991 il gioco, in Russia, peraltro, in una regione immaginaria della Russia che si chiama Cernarius, che hanno chiamato Cernarius. E quindi da orientare come K-mappa. Stop, non c'è neanche GPS che da laurea. Civiltà proprio zerissimo, un bar. Manco l'elettricità c'è, l'elettricità la puoi fare che se trovi i generatori, trova la benzina e la puoi fare l'elettricità. Cartelle. Una cazzo sta dicendo a Berezzino che qua. Berezzino sto andando. Faccio su casa. Poi sono sulla costa est, scusa. Sono sulla costa est allora. E minchia, devo aprire la mappa un attimo, ragazzi. Anzi, se posso ve lo faccio pure vedere. L'avevo settata sta cosa. Però vediamo se riesco. Questa è la mappa. Provo a farvela vedere, va bene, così la metto di qua, dovrebbe prenderla. Cazzo. Ah, ok, infatti lo fa vedere già sullo schermo questo qua. Questa è tutta la mappa. Come puoi ben vedere, è enorme. Il paesino che mi dice lui è questo qua, Sornichkne. È questo. Quindi noi siamo tipo gli che cavamo sponata nella zona industriale. A me non vedo zona industriale proprio perché siamo passati da una zona industriale. Sto scendendo al contrario. Qua c'è una zona industriale. Qua c'è una zona industriale.
Però mi sa che sono spawnato qua. Sono sceso sotto. Non verso Berezzino, sto andando. Sto andando verso qua. Andiamo a vedere un secondo, va. Ammazzato, non fa tempo. Dove cazzo erano le indicazioni? La mappa è 250 km quadrati, ragazzi. Che cazzo è? È cambiata l'indicazione? No, non mi piglia che poco, ma che minchia, è cambiata l'indicazione. Era un'altra la tabella, era quella di là la tabella forse, sì, ok, ok, ok. Allora, se vado di qua vado verso appunto Sonirci che ha un solo chilometro. E io andrei lì allora, nel caso poi risalgo dopo, mi vado a lottare quella cittadina sperando che non ci sia niente. Se sto muschi, c'ho ancora no. Sono morto, perché ragazzi mi serve un'accetta. Ora comincia... Cazzo qua, comincia a diventare fondamentale. E vabbè, al porto puoi trovare determinate cose. Poi ci sono i porti industriali pure, eh? C'è una casa, io ci andrei quasi quasi. Strano che non ho incontrato ancora nessuno su questa parte di costa. Molto strano. Vai, vai, vai. Garagino chiuso. Qua non è buttato. Vai, una bella ascia. 3, 2, 1, ascia. Da minchia. Oh, macete. Va bene, dai. Non ci riesco ad accendere un fuoco, a fare legna. Però è buono. Buono perché fai corteccia con questo, ammazzi i zombie di un po' una quercia. Ma sdogare questa bottiglia d'acqua. Sdogare questa bottiglia d'acqua in terra. È infetta sicuro. Ok, prima fontana ANGO. C'è anche il disinfettante per disinfettare le cose. Ok. Scarpe da trio, le mie H2 sono usurate. Datte, ne pigliamo già. Questi quasi quasi che metterei in zaino come riserva. Se poi non dovessi avere spazio che butto. Ci sono altre case lassù. A me qua non è lottato, qua le cose le posso trovare. Un'altra bomba che gas, ma paga una laglia. Qua puoi cucinare, puoi arrostire. Devi cucinarti anche le cose, ci sono le ricette. Con il macete lo puoi fare il fuoco, sì, ma solo con corteccia praticamente. Te lo accende e poi... Eh sì, cercavo conferma sulla mappa perché non mi ricordavo... Ragazzi, se dice... Insomma, l'ha scritta in cirillico. Da vedere ste case, va. Secondo me anche queste sono lottate. Prende delle pietre erba secca con lo scintilo fai il fuoco. Ora di solito lo faccio legnetto e corteccia. Il piolo, come cazzo si chiama. Questa cazzo di accetta mi sta fanno peniare. Un rumore strano. Zombie ci sono. Dicevamo. Trovata. Trovata. Abbiamo la merda nello zaino praticamente. Bomboli di gas. Adesso non mi servono un cazzo onestamente. Cadavere qua. Questo. Metti qua così e abbiamo lascia cazzo. Oh Pettorese, sì, in una di queste sere. Vai. In una di queste sere mi sembra che hai seguito, no?
Un portoghese, anzi che non giove, non ti convento. Gli chiamo a Nasta, in pare. Che sta stezzocando. Ma porco. Sta stezzocando. Tanto piglio che posso dire. Stezzocando, porca puttana. Mangiate qua, mangiate migna la canna, non la posso fare, sa che può accettare, io come macete, la posso fare la canna. Che proviamo. No, 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 che la mazza, che diventa uno schifo che la mazza, cosa sta mazza? Perché la capo che la mazza non mi resta niente, ma posso mangiare la canna. Non spaccio. No, sai cos'è? Che se a secondo con lo strumento con cui tu apri la canna, ti rimane tot cibo, ok? C'è anche l'apriscatole, con l'apriscatole ti rimane il 100%. Vedi, io adesso so del macete e mi è rimasto un, vedi sta striscia bianca qua, e mi è rimasto un 80% di cibo. Perché ho carne umana? Perché ho trovato, non ho ucciso nessuno, non ho ucciso nessuno. Perché ho trovato uno zaino a terra, l'ho preso subito e poi prendolo dopo. Ho scoperto che dentro c'era della carne umana. Porca, la pioggia è un casino. E poi si magna, ci viene la freve, ma vicino non abbiamo. E intanto ma tieni, non si sa mai, in bar. Quando mi servirà dello spazio, lo pigliai. E quando hai spazio me la tieni. Sì, però io qua mi serve aspettare la scamba, vai stai scendo. Mangiate magari una zucchina. O un gatto in polvere, c'è così. Allora, la carne umana la puoi mangiare, però cioè, può comportare delle controindicazioni, tipo la malattia al cervello. Sì che la puoi mangiare, però la mangi in casi estremi, la puoi anche cucinare se vuoi, e limiti il pericolo che ti succeda qualcosa. E beh, c'è gente che magari è in coppia da, che ne so, mezz'ora, si sono trovati per strada ed è mezz'ora che giocano assieme. A un certo punto uno dei due è spacciato e appena il compagno gli gira le spalle, cioè coltellata alla schiena, scannatina e mangia, sparti in crudo. No, e poi beviamo un fuoco e ci scaldiamo, asciughiamo i vestiti e tutto. Che è cazzucche? Sono pronte già? Sì, anche se... no, potrebbe essere qualcuno così che si è fatto le zucche qua perché nei passaggi aveva bisogno di mangiare. E piuttosto che morire sto qua di una mezz'oretta, ma pazzi di zucche, non so in quanto cazzo crescono. A questo punto io mangerei di brutto, proprio a farmi venire la mela piena, come dice un mio amico, piena zucca. Così poi non mi devo preoccupare del cibo. C'è carino. Aspettiamoci prima. Hello? Anyone inside? I'm friendly. I wanna hit. Just that. Don't kill me. Speriamo. Ah, non c'è nessuno. Eh no, qualcuno l'orto ce l'ha fatto quello, perché quello non è default della mappa, diciamo. Quello devi piantare. Mio, passa montagna, bellissimo. Io dirlo. Beh, ghetto superstar. Cioè quello lì non è di default, no? L'orto questo qua. Cioè quello ha piantato i semi qualcuno, gli ha dato l'acqua, sa, è cresciuto, va. Ah, ma che gioco è? Te l'ho detto, può essere il gioco più schifoso del mondo, cioè che ti stufa subito, come può essere che video ci passavi dei dentro poi. C'è chi fa il cannibalismo, certo che c'è. Allora, affettiamo sta zucca, va. Ecco, mangiate bella zucca che te re.
Te, mangia da zucca. La sostanza, la frutta da mangiare. Sì, ci sono anche i peperoni e i pomodori, se qualcuno li pianta. Quando tu per esempio prendi, che ne so, adesso io che ho tagliato la zucca, prima di mangiarla, se tu il frutto lo tagli prima di mangiarlo, puoi raccogliere i semi e poi i semi li puoi piantare. Però per piantare i semi ti serve la pala o il piccone a mo' di zappa per preparare il terreno. Pianti i semi e poi ti serve l'acqua. Poi le piante spuntano, sciolgono l'acqua fino a quando fanno il frutto. E via di questo passo. Ecco che ho qua zucca, vedi qua c'è la mela in basso a destra, questa è la fame, diciamo, no? E quest'altra, più che sete, la chiamerei l'idratazione, chiamiamola così. Questa è la temperatura, il sangue e la salute generale. Tutti questi elementi sono concatenati comunque, quindi devi stare attento, se no ti muore. Una specie di Tamagotchi, va? È una specie di Tamagotchi. Attento che c'è tipo semi di zucca, vedi? Quindi sarà salvato qua. Magari sei sloggato proprio in questa casa. Perché comunque il tuo corpo non è persistente come in altri multiplayer. Cioè quando tu sloghi da DayZ il tuo corpo scompare comunque. Quindi può darsi che lui ha staccato qua la partita, che questo sia casa sua, no? E io i semi di zucca non glieli fotto. Magari un altro glieli fotterebbe, ah, da frutti i semi di zucca, così può morire di fame, minchia da varia. Oppure potrei andare fuori per esempio, fargli sto sfregio qua per dire no. Vado fuori, strappo tutte le zucche ovviamente dopo un po' marciranno, e poi strappo pure le piante. Strappando pure le piante lui deve ricominciare da capo praticamente. Però siccome non sono un survivor che studio con un mordoso, non gli strappo un cazzo. Quasi quasi mangiare un'altra zucca. Oh no. Già dopo. Dopo che si auca. Qualcuno magari ha visto qua la casetta isolata, no? Il punto, insomma, è perfetto, diciamo, per vivere, tra virgolette, tranquillamente. Pochi pensieri, anche se comunque non sei lontanissimo dai punti di spawn qua, quindi... Va bene, dai. Lasciamo, trovato. Mi sa che comincia a fare buio tra un po'. Oh, mi sono scordato pure quelle case avevo fatte e quelli no. C'è qua. Questo è aperto. Questo è chiuso. Un fucile, un fucile, un fucile, un fucile. Camicia, 20 posti. Specchia a fare la camicia. K43. E a pompa. Doppia canna, sì. Vecchia concezione. Consente di sparare simultaneamente con entrambe le canne. Utilizza pallettone e palle calibro 12. Bello e per mia. Anche se proiettili non ne abbiamo, è giusto per intimorire se troviamo qualcuno. Gioco per creare una base o solo per fare PvP? Gioco per vivere un'esperienza. Quindi dove mi porterà il gioco, le persone che conoscerò e quant'altro, non lo so, ma quella sarà la mia run, quindi la mia storia all'interno del gioco. Tutte le volte non lo so, perché non gioco con uno scopo fisso. E anche il bello di DayZ è questo qua, che è imprevedibile sotto questo punto di vista. Magari adesso incontro uno, possiamo 2 ore a parlare davanti al fuoco e a mangiare carne, per dire, e mi diverte la cosa, non devo andare per forza ad ammazzare le persone. Poi ci sono ovviamente quelle, come dire, quelle sessioni di gioco quando un po', insomma, poi vai un po' più avanti, c'è qualche arma e tutto quanto, magari, che ne so, hai un equipaggiamento scarso e cogli di sorpresa uno che ha un equipaggiamento buono, te ne accorgi da lontano, no? Riesci a prenderlo di sorpresa, quindi ad ucciderlo. Insomma, ne possono succedere tantissime cose. Sì, ovviamente un rifugio fisso, una base a un certo punto, poi sì, magari si potrebbe pure rendere necessario, ma potrebbe essere la tenda nel bosco, come il chiudersi una casetta di queste, come il farsi una base, che ne so, sull'isola, per dire. Via Giovi è brutto, cazzo. Che coglione, anzi ancora non mi dà bagnato. Però mi rompe i coglioni ad aspettare che scampa, che palle. E ne poi dobbiamo luce, niente fa. C'è qua bello. Poi dobbiamo luce. In strada. Se non sbaglio la direzione era questa. Dalle spalle come i carogni. Altri.
si vede un cazzo, sto giocando proprio a suppa per bene, sto giocando. No, non mi va di stare inficcato dentro la casa ad aspettare che smette di piovere e poi mi accendo un fuoco e asciugo tutto quanto sperando che nel frattempo non mi piglio la febbre. Ecco, già sono zuppo, vedi mi è comparsa l'icona, sempre in basso a sinistra, l'icona della goccia, però significa che tutti i vestiti sono zuppi. Poi ovviamente posso entrare in una casa e posso strizzarli perlomeno i vestiti, almeno quello, così invece di zuppi te li dà umidi. Poi per asciugarli completamente o con il tempo, ma nel frattempo deve andare pure muniti. Sono un attimo perso, che mi sa. Ma qua c'è la ferrovia. Cioè, dovrebbe essere il mare qua a un certo punto, no? Cos'è quello? Ah, il benzinaio, ok. O se no accendi un fuoco e si asciugano in 2 secondi. Chiaro. No, perché c'è da casa senza benzinaio. Tutte aperte. Di Pinocchietto ci sono. Pratici. No, non riuscii a giocare così a non avere una meta su sto gioco, forse perché sono abituato a fare roleplay. Non è che una meta non ce l'hai. Lo scopo è sopravvivere, questo è poco ma sicuro. Nel frattempo che tu stai sopravvivendo, ti succedono le cose che ti devono succedere. Ti può succedere una run noiosa, come ti può succedere invece una run bella, come ti può succedere una run completamente PvP o completamente roleplay. Dipende anche dalle persone che conosci. Mi sembra strano che fino ad ora non ho incontrato nessuno, per dire, molto strano, perché negli altri giorni ho incontrato sempre gente, alla fine si è fatto sempre, no? Socialità. Peraltro su console questo aspetto sociale è limitato da 2 fattori secondo me. Il primo fattore è... non voglio sembrare denigratore perché non lo sono assolutamente, gli ultimi 2 mesi che ho giocato solo su console, per dire. Quindi questo sparo era. Questo sparo era. Però il fattore sociale è limitato, primo fattore, dal fatto che troppe persone lo hanno scambiato per COD. Anche negli ufficiali, non ti dico sui server moddati, va bene che ci può stare, magari sono impostati il PvP e va bene, ma anche sugli ufficiali. E il secondo limite è puramente tecnico, il fatto di non poter tenere la chat vocale di gioco aperta, devi tenere per forza il bottone schiacciato verso il basso, quando qua invece lo puoi, o puoi fare il push to talk qua, oppure lo puoi tenere aperta così, schiacci 2 volte e rimane aperto. Te lo fa anche col joypad, su PC, su Xbox non te lo fa, per dire, non so su PlayStation, ma su Xbox non te lo fa. E poi l'altra minchiata è... merda, si stanno ammazzando, sentite i botte, sentite i botte. L'altra minchiata è che se sei in party con i tuoi amici e vuoi parlare in chat di gioco, non lo puoi fare direttamente, schiacci il bottone e parli, quello non ti sente praticamente. Devi fare una combinazione di tasti, solo 2 tasti precisi, però sta cosa limita tanto, perché un conto che tu ti trovi uno davanti e subito puoi schiacciare il bottone e parlarci, un conto che devi premere il tasto Xbox, andare sul gruppo e schiacciare il bottone e poi poterci parlare. Va a finire che non si parla mai, prima si spara e se non muore qualcuno forse si parla. Io lo so dove sto andando. Oh, che buono. Cioè poi magari rimani solo, per dire, no? Chissà quanto tempo, o magari va a finire che si forma un gruppo di 3-4 persone e poi ti vai a fare una bella base, insomma cominci a, come dire, a ragionare diversamente. Multivitaminico buono, multivitaminico. Buono, buono. Come mai c'è una... Ah, c'è la clinica lì, buona!
c'è là dentro? Ho visto qualcuno muoversi. Oh, c'è uno zombie dentro la clinica, non lo so. Qualcosa mi sembra di vederlo muoversi. Una persona che passava là dentro adesso si è nascosta. Non lo so. Non lo so. Al minimo gli viene la febbre ora. Lo so. Però qua è aperto. Non è buon segno. Ah, questo era che passava allora poco fa. Alcune porte aperte, alcune porte chiuse. Quanti sono buoni. Posso scannare tutti gli animali che voglio e non prendo malattie. Ci deve essere una macchina, ci potrebbe essere lo spawn di una macchina. Tu giochi gli ufficiali o giochi i moddati? La salina prende. Il suo camion fece una salina, guarda. Oh. La mascherina, guarda. Mascherina, perché le malattie possono essere contagiose, no? E quindi devi stare a distanza di almeno 2 metri, se avete la mascherina è meglio, se non bevete dalla stessa bottiglia è meglio. Sul privato spesso e volentieri le macchine spawnano full, no? Funzionanti. Qua mi sa tanto che non è così, kit raccolta sangue. C'è anche il test del sangue, se ti devi fare la trasfusione il sangue deve essere quello giusto. Allora, vediamo se troviamo sta macchina. Oh, trovo 14. 14 scassati. La fondana. Buono. Abbiamo la bottiglia. Scatoletta di donna buona magari. Cazzo, mettitela in spalla sta roba, no? Che ho fatto? Ah, ma che cazzo c'ho che l'inglese è calciato? Non è sta cosa. Non la voglio adesso. Posto. Il macido è meglio, che almeno sanguina. Non c'è perché sugli ufficiali più difficile trovare la macchina. E se la trovi la trovi scassata sicuro. Cioè ci devi cambiare dei pezzi. Da avere ricambi. Probabilmente è la cosa più difficile la macchina da possedere sugli ufficiali. Perché ti devo dire, l'aeroporto militare a prendere le super armi ci vai pure a piedi, ok? La macchina, i pezzi sono pesanti, tipo gli sportelli, queste robe così, no? Certo, i pezzi del motore già sono più leggeri, forse il radiatore è la parte più grande.
bene, dai. Sì. Sono stato Pinefrino, Rosarino, andando di pigli, poi si via. Ah, qua c'è pure il kit del sangue, la flebo e tutte cose. Allora io un kit raccolta del sangue l'avevo preso. Avevo preso un kit raccolta del sangue. Questa è la salina, va bene. Questo, vabbè, questo. Vediamo, aspetta, vediamo se potevo fare. Vabbè, leva sta merda carnovana, dai. Questa quanto è grande, non c'entra qua. Oh, questo è già a posto. Cazzo un cazzo. C'ho abbastanza spazio, mi sa. No, i semi leva che non voglio semi. Sì, si può sistemare così. So. Grosso. Sarebbe. Ci può essere che. E cosa che fai? Mangiando sto bello latte in polvere, guarda, facciamo spazio, vai. Eh sì, sempre ci mancano un po' di cose. Un po' di scarpe. Ah, la pioggia, ma è come se sentissi qualcuno lì. Camminare piano. Sarà la pioggia, vedi? Che ancora piove, è assurdo. Merda! Lo sentivo il rumore. Lo sentivo il rumore. Sentivo sto rumore piano, lontano. Zzz, 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 zzz. Devo guardare meglio. Sono stato troppo precipitoso. Troppo sicuro. Dio porco. Siamo sempre a sud. Sì, avanza l'isola, sì. Oh, 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 oh. Che cazzo è? Oh! Hello! Hello, my brother! Che cazzo è? Restart del server, che è l'una quasi. Ma vaffanculo. Ha restartato il server. Sì. No, mi sta facendo entrare. Allora perché ha cacciato dalla partita? Minchia fa? E di
dipende da che cosa cerchi dal gioco. Se tu cerchi sparare, vattene sui moddati. Bello, tutto PvP con i clan già organizzati, con gli admin che danno tutti i materiali per fare la base. L'ho fatto un server così, però non fa per me. Io preferisco l'esperienza. Se voglio fare PvP accendo COD, metto dei bei deathmatch e morirò. Non che il PvP non mi piace, intendiamoci, però per me non è tutto in questo gioco. Mi diverto spesso e volentieri quando becco gente tipo questi, no? Hello guys. Okay. Can you have the helmet? I can't hear you. Hello, I'm friendly. I'm fresh. Can I take something to eat, guys? On the ground here. Here. Thank you. Thank you, guys. Oh, it's so cold, guys. Fucking rain. Yeah, true. Yeah. You should go into a house if you need some heat to survive. Yeah, man. Don't stay in the rain like that. Yeah, man. You're right. So, Yeah. Thank you for the No problem. pumpkin. Thank you. Bye bye, guys. Good luck. Bye. Quelli sono in coppia e non vogliono disturbo, in poche parole. Anzi, scusate se ore non vengono alle spalle, se passano piacere, poi non ammazzano. A maniche corte. Vedi, già un'interazione del genere che è durata 3 secondi, per me è bella, no? Se ne fanno questi. Di ora magari si stanno chiedendo, diciamo, perché ne da via questo? Dice, che cazzo vuole? Vabbè dai, lasciamo stare, andiamo. Che cazzo è un'auto scassata? Riparare, No. No. Assoluto. Il cappello da baseball che mettete qui. Dipende, sai, il server moddato ci sta, non ti dico di no. Io ho sempre giocato ufficiali, per dire. Poi tipo negli ultimi 2 o 3 anni forse non ci ho giocato più a DayZ, l'ho ripreso adesso, però ce l'ho da quando è uscito in Early Access, per dire, va, 7 anni fa, 8 anni fa quando è stato. Che girava a 15 fps. C'è altra gente o è zombie questo? È zombie, no, l'hanno costruito in mezzo alla strada per rompere i coglioni alle macchine, hanno fatto una specie di blocco stradale, teste di minchia. Cazzo. Zombie magari. Guarda, tutte e due però hanno triggerato. Ah, vuota, pare. Giro mi ha fatto il bastardo, ecco il bastardo. Sei un merda. Male. Dai, gliela tutta, dai. C'è un cazzo. Dicevo, il server moddato ci può stare, gli ultimi 2 mesi ho giocato moddati, per dire, no, non li avevo giocati mai comunque. Però per dire, quelli organizzati a clan, con già i materiali per le basi e cose varie, cioè quelli sono prettamente per chi cerca solo l'esperienza PvP. Ci abbiamo giocato un po', poi mi sono rotto i coglioni onestamente, perché mancava appunto tutta la parte del passato qualcuno. Hello? Hello man?
You friendly? Ha paura, se ne è scappato. Hello man? Don't run. I don't wanna kill you, man. È scappato, è curato addosso quello. Ok. Oh, questo zaino è buono. Zaino. Se ne è scappato che si cagava in guardia. Cioè in quei server lì manca tutta la parte survival appunto, quella peraltro il cibo era super disponibile, le lattine tutte aperte, tipo robe così, no? Sì, bello, abbiamo provato a farci la base, tutte ste minchiate qua, però boh, se ti interessa solo prettamente quella parte lì del gioco, ok. Se no ci manca una parte importante di gioco, quel modo lì. E allora sono tornato sugli ufficiali. Cioè, come dire, anche la felicità di trovare qualcosa, anche solo un'ascia, per dire, no? Perché magari stavi per morire, minchia cazzo ho trovato l'ascia, che ora mi sa... Cioè, è anche quello il gioco. Non gioco il coltello io. Faccio una pugna. No, mangiamo qualcosa. Mangio un bruno e un gatto in polvere. Sì, cambio uovo. Dove gioco io non è proprio così, vabbè ce ne sono di tanti tipi server, c'è anche quelli che sono PvE, solo roleplaying, o con parti della mappa. Su console ho preso pure Livonia per dire, va. Che mi sa che ora lo prendo pure per PC. Se non costa tantissimo. E allora mangio due latte in polvere. Sì, sì, ho visto, non ci sono da quando ho iniziato a giocarci praticamente. Oh, non so sugli ufficiali come funziona tutta la storia del wipe, delle basi, robe varie. Dei spawn, robe così. Non lo so in effetti. L'acqua potrebbe essere infetta, quindi lasciamo perdere per adesso. Sta faticando il personaggio. Casco da enduro, vai via. Devo accoppiarlo prima. Bau! Bau, va bene. E ancora deve fare buio. Police Station qui. Già quando vedi Police Station cominci a preoccuparti. Certo forse ho sentito uno sparo. Però oh, sono fresh, se muoio muoio, non è che dici ci sto giocando da 3 ore. Ci provo, vediamo. Ma come diamo un'occhiata. Questa pioggia anche confonde, porca puttana, per quanto riguarda il rumore, i passi, no? Quando dai, che sono stesse che mie, però questi forse sono migliori di miei, mi stanno fedendo. Ma che mi c'è danneggiato? Come cazzo di pantaloni? Ah qua. Danneggiato. Usurato, no, mio giochista, scusa. Ok. Pistolina! Sì, perché siamo vicini a casa alla police station. E carica? Ah, porca puttana, non è carica, vaffanculo. Di nuovo quel rumore lì sento. Di quando sono morto, eccolo. Hello? Hello, man? I'm friendly.
non era tanto friendly alla fine, non pare. Stavolta ho voluto fare il pezzo di merda. Morto, sì. C'è qualcun altro. Zombie. Gli avevo il microfono aperto, coglione che sono, devo fare solo push to talk. C'è qualcun altro. Non so se ero zombie. Il rumore lo sento. Stesso rumore di quando sono morto. La palpitazione agio. Queste sono le minchiate per cui gioco a DayZ. Non stai fottendo pure. Io non sto giocando, io sogno che non gioco in questo momento. Io quel cazzo di rumore lo sento. Come quando sono morto. Lo sento di qua a sinistra, lo sento. Bella esperienza che lo feci. Poteva anche rispondermi, lui non mi ha risposto, capito? Se lui mi avesse risposto subito, magari avessi sentito un tono di voce gentile, no? Non avessi, non lo so, sentito aggressività o roba del genere, non l'avrei ammazzato. Magari in questo momento staremmo, non lo so, facevamo la strada assieme fino a Electra, per dire, no? Ognuno gioca come vuole, certo, e chi stu belli DZ? Non ci sono binari. Non c'è storia, la storia sei tu, la storia la fai tu, la storia la fai in modo in cui decidi di giocare, di volta in volta puoi pure cambiare il tuo stile, una volta puoi essere un pezzo di merda, una volta puoi essere la persona più benevola del mondo, un'altra volta puoi decidere di volta in volta. Mi sono rotto i coglioni, per esempio, dei giochi single player, per questo motivo qua. Cioè, sono dei binari che per quanto immersi comunque in un ambiente ampio, sempre dei binari stai seguendo. Una storia già fatta, preconfezionata. Ne ho giocati a bizzeffe, gioco da quando avevo 8 anni, per dire, no? 40. Ok, li ho amati single player. Però secondo me è finita l'epoca dei single player. Se non risvecchiano in qualche modo, o perlomeno, se non risvecchiano con l'intelligenza artificiale, in modo che comunque questi binari non siano troppo stretti, e non lo so, magari parlare con un NPC ti dia una sensazione di, come dire, non di appunto un personaggio preconfezionato con delle risposte preconfezionate, ma che rispondono a tono a quello che gli dici, a quello che gli chiedi, no? Non so se mi sono spiegato. In quel modo lì, allora riuscirebbero a svecchiarlo, perché l'unica cosa su cui non hanno veramente innovato nel mondo dei videogiochi, finora secondo me, ma secondo molti, non secondo me, è l'intelligenza artificiale. Mi ricordo ai tempi dei primi Metal Gear Solid, ai tempi dei primi FIAR, minchia, sta intelligenza artificiale veniva elogiata. E in effetti i nemici non erano stupidi, tutt'altro. Poi se ne sono sbattuti il cazzo di Evolver per sta cosa. E cioè, abbiamo delle intelligenze artificiali tutt'oggi che sono di qualità minore di quelle che c'erano ai tempi di Metal Gear Solid o ai tempi di FIAR. Vabbè, ora togliamoci da qua, abbiamo visto chiavi. Boom, colpo in testa. Il martello è buono per costruire. Poi mi schiena a muerti di fame, no, un cazzo, povero. Che cazzo è? Predator, un secondo che risponde. Che cazzo è successo di sta merda? Dov'è l'invito del cazzo? Quando io a lui va. C'è qua in lista. Dice che non mi sente. Cazzo è? Vedo più online.
giocato più online. Nemico predatore dell'universo. Comunque, dicevo, vieni qua. Comincia pure a fare buio. Police Station non lo so se è il caso. Io cercherei una casa sperduta e mi andrei a accendere un fuoco prima che mi viene l'AIDS. Non si vede un cazzo. Sì, cazzo, poliziotto. Merda. Merda, invece. Già un cazzo, poliziotto, vaffanculo. 60 sugli ufficiali, questo è uno dei server più full che c'è. Quasi sempre pieno. Accendere il fuoco qua non se ne parla a sta casa, praticamente ci stai dicendo ammazzatemi per favore. Ma non lo so, potrei provare a entrare alla fine. Ammazzo o non mi ammazzo. Oppure la porta chiusa, non credo proprio che sia lottata. Infatti. C'è qualcuno sopra. C'è qualcuno al piano sopra secondo me. Ascoltiamo. Non lo so, mi è sembrato di sentire un rumore tipo questo. Quindi i piedi. Comunque tutto aperto, dovrebbe essere lottata. Quindi non so se vale la pena salire sopra e rischiare la vita a sto punto. Cazzo qua infatti. Aperta, tutta aperta. Guarda poliziotto. Merda, merda, che cazzo era? Era una smitragliata. Sono colpi l'anna, pare uno. Cosa cazzo era? C'è niente.
sopra, salgo, va. La smitragliata c'è stato. C'è un caban. Cioè, YOLO. È in buone condizioni, invece la giacca da poliziotto fa cagare, è molto danneggiata. Questo kit è da cucito, ma vaffanculo. Non ce l'ho. Quasi saranno portati pure il culo, tipo. Questa cosa. Senti sparare, lontano, ma. Gas, basta, questa bomba di gas. La bussola mi piace. Si è perso un dei boschi. Battaglie, ossa assortite, che cazzo è una comunale. È facile che c'è gente nascosta che passa la nottata. Bisogna mi so cacci scassi i coglioni, c'è da seguire, poi mi sparano. E poi che cazzo vuoi? Zucche. Cazzare, mi gioca con la zucca, tu dai. Sa fare bello fuoco. Ah. Non ingaglio. Lupi, orsi, minchiate del genere. Cucchima, la cucchima. Oh ma manco una cucchima cagliaglio. Perché? Ah, ma non è di manca accetta ancora, che cazzo è domani sta con coppa di minchia. No, no, non piove qua. Manca accetta, la prima accetta. Ma solo corteccia lo posso accendere un fuoco solo corteccia, non penso. Pegnetti e corteccia. Forse. Buono. Metti una cazzata e fare. Cazzo si dice spugli di merda. Fattici spuglio, vai. No, no, qua non piove. Diciamo la giornata è stata discreta, se vogliamo dire così. Vento più che altro. Eh sì, faccio un po' di legnetti, magari. Asciughiamo sti cazzi di vestiti. E allora... No, no, che combino, aspetta, questo minchia, questo è molto danneggiato, è scassato dietro. Bene, va bene. Come che divido queste? Che non mi ricordo, ma ho sette tastiere come cazzo si dividevano. Chiama come lo ricordo. Ah, ok. Sembra. Fabbrica torcia, no. Fuoco da campo, sì. Ma che lo facciamo ok cianata, niente. Da campo e candela, vabbè. Sono ci rigni e rinci. Carburante, che rigni c'è, va bene. E ora ci vuole c'è spoglietto, sperando che non mi perdo. O fuoco, o scruscio, dico scruscio. Cazzo si dice, po' scuro. Sicuro che lo perdi un fuoco, il coltello è arrivato. Speriamo di no. Sì, il coltello è arrivato, mi sa. Si spaccava. Merda, che cazzo è? Ma perché sta sanguinando? Oh, ho cutello rotto. Cosa che non lo posso fare, ho perso meno. Devo prendere un legnetto dal fuoco. Pensare sto che... Ah no, forse ho cutello questo qua, aspetta. Ok.
Vedi. Non devo dire. Uomo, dovrebbe essere. Dove qua? Dove cazzo lo... Eccolo qua. No, mi serve corteccia prima. Corteccia è qua. Vediamo ancora buono, forza. Sì, perché io pensavo che lo stessi facendo con il coltello, invece il coltello si era danneggiato. Non già piace un mano. E qua adesso non me lo fa usare più, credo. O no? Non ce l'avevo in mano e basta. Lo prendo. Ah, non era danneggiato ancora, c'è ragione tu, non ce l'avevo in mano. Non come ne è accorgiuto. Comunque. Questo principio. Ah no, minchia, mi serviva un po' di corteccia però. Serve. Quando niente. Ah, no. Viola a mano, ma che sto che c'è che troppo carburante. A domani. A domani coglione, che bella laguna. Oh, screenshot. Ah, con l'arcamento non muovo a fare, revedo. Ma che non c'è un blocco la visuale? A fuoco magari un uesco pigliavo. E ci scordiamo. Speriamo che non ne stanno vedendo troppo assai lontano. Ecco qua c'è un dico. Ecco qua c'è un dico. Sicuramente, poi. Ecco fai spogliati che ragazzi sono proprio l'anima. Ecco un casco capito. Asciughiamo sto ragazzi. Asciugare. Che scarpa che sta comodo, perché? Ok. Beh. Ma una zucca, va. Già dobbiamo rimanere contento. Perché siamo un caccio mangiamo, no? La zucca. Già dico. Ora anche a mia moglie glielo reinstallo sul PC e ci facciamo qualche sessione assieme, canale ufficiale, ne faremo. L'acqua non si può toccare, non sappiamo come è combinata. Tutto in polvere devo mangiare. È pochissimo. Vedi,
sostanza. Ma non muovo questo scuro, non lo so. Intanto ne approfitto per gli OCS. Date un'occhiata a voi. Casomai mi mettate una voce. No, arriva, vado al cesso, arrivo. Ok, ci sogno. Notte è lunga nell'ufficiale. Mi reidrato anch'io. In real life, però. C'è il riso che cosa lì. Come mai? Ah, ok. Ci siamo, un minuto.
cambiare la minchiata, cavolo. Meglio, secondo me meglio. Poi c'è ancora il domani, rendete conto? La zucca, va. Dolce. Si vede la minchia. Qua. Chiaro di luna, poi vecchia. Stecca di carne umana. Bella. Sì. Vedo pristina. Questa, ragazzi. Okay. Okay, well, thank you. Oh, Bye-bye. grazie, magari. Poi ti sbuglia l'arma, ma grazie. Whoa, 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 whoa. Oh, I'm friendly, man. Don't be afraid. Don't be afraid, man. I don't wanna kill you. Go, man. Can you hear me? Do, do you have a mic? Do you have a microphone? No. Oh, so bad. So bad. You miss a big part of the game without a microphone. So, do you need help? No. Okay. Bye bye, man. Good luck. Questo su Xbox sarebbe stato impossibile, per esempio. Non c'era il tempo. Lui mi avrebbe aggredito e non avrei avuto il tempo di passare, di scambiare la chat e di parlare con lui. Ma no, in realtà, purtroppo. Sulla costa non c'è un cazzo. Ora vado nell'entroterra, troppa minchia. Tardi. Ci c'è, veramente. Cambio uovo. Voglio guardare un attimo la mappa per capire una cosa. Usciti adesso, praticamente siamo a dire che cazzo, siamo a punti di spawn, peraltro. Ciao Nica.
Sinro. Non sarebbe male fare sta strada. No, allora vado a Electra. Se è meglio fare i cittadini interni. Ma non voglio tornare sulla costa vicino a Berezino, minchia da così. Aspetta, la strada cieca Electra. Electra mi troverò sicuramente bordello comunque. Se no, arrivato alla fine dell'isola, ritagliare, sì, senza sbagliare però. Cioè, arrivato qua, alla fine dell'isola, pam, taglio ritto, appena becco la strada, taglio sopra. Messo male, messo male, facciamola così. Aspetta, è una penisola, che cazzo era? Penisola? Che cazzo c'è? La minchia, ragazzi, che minchiate. Fine, pam. Aspetta, la foto è bellissima. Aspetta. Arbore era minchia. Tre pose. Sì, dai. Su, su. Visto che sono 8 ore ufficiali. La penisola. Okay. Okay, well, thank you. Bye bye. Ah, Semigor, grazie per il follow, benvenuto. Visto che sei la penisola. Sì, sì. Sì, sì, è quello. Perché era l'isola che veniva subito dopo, no? Eh sì, all'uscita, sei ida. Aspetta che ho ritto. Ciao Semigor, grazie un bagno. Giochi a DayZ. PS4. Vabbè, io gli ultimi 2 mesi ci ho giocato da Xbox. Ho ripreso adesso sul PC. Da 3-4 giorni, la sera ci gioco sul PC. Da solo. Perché su Xbox ho gli amici. Però adesso lo installo pure a mia moglie gioca pure. E qualche sessione assieme al PC ce la facciamo, mi sa. Che devo scavalcare quelle montagne, quindi. Non voglio passare da Electra. Devo cominciare ad andare verso l'interno. Sperando che non ci muoro. Un attimo che mi metto la mappa sul secondo schermo. Sì, me la posso. And senza cagamenti di cazzo, vai. Aspetta, devo fare una minchiata però, se non vedo voi, vedo. Così. Sì, quindi dovrei fare questo. No, che cazzo ho combinato? Dai un attimo che mi sto sistemando la mappa.
Ci vorrà tanto allora cosa? Attraversare qua la boscaglia? Sì, praticamente comincia la curva, tiro dritto. C'è la curva e tiro dritto. Cazzo sta andando di qua? C'è la curva e tiro adesso devo scavalcare sta montagna, in poche parole. Facciamo di notte ancora meglio, spero non trovo animali selvatici o minchiate del genere. C'è un fiume in mezzo, c'è un'altra stradina comunque. Questa stradina dove porta? No, porta ancora più a nord. No, 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 no. Atteniamoci, facci vado dall'altra strada principale. Facci vado, no, no. Ogni volta ci... Ma tu giochi sugli ufficiali o sui moddati? Diciamo che siamo sulla curva, quindi comincio a tagliare. Eh sì, ho fatto la curva, adesso è dritto. Ma comincio a tagliare. Cioè devo prendere la direzione est in poche parole. No, direzione ovest, scusatemi. Essere verso sud. Così verso nord. Scusa, nord. Sì. No, ovest è così, scusami. Sud. Ovest. Cazzo può essere? Cioè io così sto andando in direzione. Cioè, adesso sono a scendere in effetti, quindi. Allora è così. Ok. Sì. Noi sui privati della community, chiaramente sugli ufficiali. No, vabbè, io ho giocato gli ultimi 2 mesi di Xbox su community. Su dei community ho giocato. Però tipo quei community no, un po' incentrati più sul PvP, tipo che c'hai già la squadra, e avevamo infatti un gruppo di amici, anche se molti erano diciamo la prima esperienza. Con gli admin che comunque ti assegnano la città, ti danno i materiali per costruire la base, no? Quindi tutto bellissimo, ci siamo divertiti con gli amici, ancora ci giochiamo, però mi mancava tutta quella parte survival, tutta quella parte casuale, tutta quella parte di interazione sociale con i giocatori, che lì non c'era, cioè l'interazione sociale era tra di noi, ma con gli altri giocatori ci ammazzavamo e basta. Ciao Bare, ci sentiamo che vado a dormire, buonanotte, mi sono fa sentire, ok Bare, grazie mille per essere stato qua e penso ci vediamo domani, dai, buonanotte Manuel. Ho fame come siamo. Dovremmo incontrare una stradina a un certo punto, forse l'ho già incontrata, no, abbiamo già incontrato, mi sa la stradina l'abbiamo superata pure. Oh, qua dovremmo essere sul picco per cominciare a scendere. Saliamo, ci allontaniamo da letto, minchia che visuale, no? Continua proprio sulla luna. No, peccato, no, ci sarà un modo per togliere il puntino quando fai le foto. No, vabbè. Visto. Andrò al beggia. Sta la notte qua quanto cazzo dura. C'è lì sotto. In questo orario. Mappa.
superato la stradina. Qua diciamo. Queste case da dove spuntano? So. C'è la strada. Sì. Ok, non abbiamo sbagliato allora. Ottimo. Stradina di campagna, cerchiamo di capire un attimo, a che altezza sono perlomeno. Però là sotto che cazzo è Electra sarà penso. Palazzoni, parte nord. Non lo so, no non è Electra. Non lo so, non lo so. Sta sciatuzza, che cazzo di sciatuzza è? Da curve. Ma penso sia questa. Sì sì ho capito dove sono. Ciao ciao Semigor, grazie mille, alla prossima. Ciao ciao. Deve essere qua lo spawn di una macchina della polizia, non vedo un cazzo. Le case, sì, così. Qua siamo, giusti siamo. Sì, quella che vedo là sotto, sì, sono i palazzoni e poi c'è Electra che non si vede bene da qua. Ok, se risalgo, cos'è la diga tipo? Poi là c'è un posto militare, ok. Scendo qua, potrei ruttare se tranquillo e poi andare a nord. Scendiamo, va. Guarda, piano piano è ripido. Mi piace il ripido. Piano piano, guarda. Che cazzo è, toglie questa cosa? Ok. Più minacciosi con la pistola a scarico. Chiede polizia, non c'è neanche. Giocando che sgraziato. Merda. Ai, piano piano. Piano piano. Ah, con i jeans. La cartina. Bellissimo. Quindi la cartina me la posso ricercare direttamente. Ora la metto qua, ok? Così non mi devo aprire più. Visualizza. Oh, bellissimo.
sparare. Qua so che il russo ce l'ho. Io no, ma dovrei essere... Ah, ok, penso che sto andando qua. Sì, siamo qua. Voglio che qua. Sopra, ok. Ok, bellissimo. Con le jeans non me la metto. Ah, vediamo pure per fare una casata. Va bene, c'è una casata. Poi mettete nei mazzi hiking però. A parte che no, vogliamo mangiare questo mazzucca. Mazzucca va. Zombie. Più di uno ce n'è zombie. Questo è lui me l'ha visto. No, questo è quello danneggiato. Uno assieme. Ah, guarda. Dai, sì. Cosa sono scemo. Buona magari. Insomma, non serve. Sta aperta? Che no. Ci poi c'ha la testa di zombie, è mosso. Via. Ci stiamo avvicinando troppo alla città. Bastardo! Colpito sti pezzi di merda. Me ne ho fatto un po'. Case cottate che sta qua.
caricato. Caricato la pistola. Ho caricato la pistola. Non è. Sì. 5 corpo, buono adesso. Buono, buono, buono adesso. Cosa bravi. Girando troppo la città per sbagliando. Quindi andiamo a cercare il lottato che sarà. Spero che si siano fermati qua e non sono risaliti pure loro. Che buttare che guardano un corpo che poi oh. Cazzo. C'è la fogna. Cioccagliamoci. Ah no, è sempre quello, no, devo carbon, usurato. Esatto perché. Scusa. 36. Se ne è possibile. Vabbè, tanto picchio. Dai, andiamo per. Questo squisce. Niente. E c'è un lago tipo. C'è da capire che cos'è. Qua. Insomma. Ah. Ah, dica cacciavo lago. Questa strada zerata non ha la porta. No. Poi la porta a casa. Sì. Stai sergio. Che sbagliate siamo secondo me. Così guys. Ah no, così, ok. Non caccia la green, allora sogno ancora accigliato. Caccia la green, sogno ancora accigliato.
Sauta, sì. Cazzo. Quando sono buone. Niente. Piatto. Zucca. Minchia. Qualcuno si è svuotato. Svuotato. Già che è buono. Pessimo questo addirittura. Cazzo poi. Qualcuno ha passato. Qualcuno ha passato. E c'è tutto da mangiare che vedo dai da manera. Forza. C'è la porta aperta. Andiamo per farsi vedere. Zombie, cioè. Faccio il zombie.
succede? Sì, fare per esempio. Poi ma questo un bombone, può essere che... No, cacciarassi. Ci serve un giocare, sì. Che? Galermo. In giù metti. So. Ah, non mi piace. Ce la fine tutti i zombie. Ma non che ti pensare. Bueno, con minchia camera che mi devo dare un pochettino di inventario. Mangiate tutte queste minchie cose. Cazzo. Addubbiti. Ah, la canzone dei Pink Floyd. Pam pam pam. Pam 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 pam. Pam pam pam. Pam 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 pam. E fa venire lo stomaco pieno. Ah, pezza zucca. Che armi hai? Ah, pistoletto. Sto danneggiato. Guarda, bellissimo. Bellissimo. E chi sta si soddisfazione voglio qua? Non pare una minchiata, ma è così. Mia perlomeno è così. Poi oggi fanno sotto specchio umano. Ci fanno. Ovviamente. Poi
incasciato. Muore, pezzi di merda, muore. Sì, merda, andiamo in cazzo pure. Questo è bello. Questo è bello, isolamento alto. Che è buono, io non piglio che... Merda. Non dà per sto cazzo di capelli di merda. Andiamo pollo. Che cazzo. Ci sono le case e le auto zombie. Questi casi di prima, scusi, là c'è la green, aspetta che questa casa non ha visto prima. E uno da guaglia, ecco. Ma vuoi come un bastardissimo. Mazza, fare chiodata. Dio Cristo, buono. Pagando su sti zombie di merda. Danneggiato magari, c'ha scopo. Se già via, lo vogliamo un'auto, la pigliamo. Insomma, la regaliamo. Queste cose non c'è passato, no? C'ho bottigliato. Tornare la cartina, non è voi. Caso mi sono lasciato. Che male vuoi pure. Ehi. Eita. C'è un cazzo. E questa è la comunica. È stata ancora, no? Dai, abbiamo fatto un giro da banda, sì, ok. Quindi ora sto per capire, eh.
Anzi, meglio che mi taglio con la giachettina, va. È stato qua, amore. Le case com'è, da se dica. 56 anni c'è piccolo avamposto militare. Andiamo. Ciao, dico. Certo. Casa. Oh, cosa si ci ha fatta la fattoria. Giro. Sporter. Lingue e pirigna sicuramente. Vamo su. Aspetta, potrei non trovare mai proiettili per chi sto io. Proiettile come un ingegnere. No, non ho pulizia ora. Sì, ora. Sfarto che non si sa mai. Oh, ma questi qua sono acchiappato bello fresh che zucche. Diamone qualcuno. Se si sta mettendo queste zucche. Spazio non ne abbiamo. Giovanile.
facciamo l'ultimo, se no poi ne riprendiamo. Andiamo alla zona magatare e poi mi voglio a corco che stai con me nella ritta, per forza stai con me nella ritta, 6 e mezza. Perso un attimo, che cazzo sia? Facciamo la cosa. Sta sciacquo. Che ci si fa qualcosa. Dai. Meglio, avviciniamo piano piano. Guarda cosa che goccia qua. Guarda cosa che goccia qua. Ah già là. È un cecchino, sono segno morto. Cazzo qua, già, porca puttana. Dice sono belle. Spazzatore. Non c'è una bella. Bellissime. Sono belle, cazzo. No, manco sempre qua come qualcuno. Zanco. Cazzo, percio. Ciao. Che sistemiamo, che aggiustiamo. C'è un cazzo, vero? No.
pioggia. Minchia. Cazzo, piove. Minchia. Ah, ma no. Picciotto, ma come uno. Cazzo. Sei utente. Giro. Questo è 3 ore che tocca verso nord. La foresta. Città. C'è vicino di... siamo a Crapoe, va? Siamo a Crapoe. Poi, là, visto? Sponda la mare. È una scassata, ci conosco la mare. Oh, aspetta, perché la Coca-Cola? No. No, buona la sede, perché sempre questa Coca-Cola? Tu stai? Quando non ne sbendo. Penso che facessi cosa quasi. Io cosa quasi, ma continuasse come una mattina. Non tocca sotto. Cazzo, non mi dai. Io che mi fermo qua. Domani mattina, ma quindi una tagliata da zona Magadare e me ne c'è al nord. Sì, sì. So, c'è meno vinto. Sì. Ti poco puoi mangiare. E quindi non sa che io mi ho già zucchero, che? Eh, la zucchina mangi. Non butto, io la butto fuori. Si dice, poco poco. Cambio un cazzo poco poco. Mi rendo per più da sotto.
isolamento. Isolamento zero di pessimo. Ma poi le chiave. No. Vediamo che sta poi. Buona posizione per entrare lì dentro.